Con Giuseppe Carlet, presidente del GAL Alta Marca e del Distretto del Cibo. Oggi si è parlato di vino, ma non è l'unica eccellenza del territorio. Ma sicuramente il vino Prosecco Superiore di OCG è il prodotto principe del nostro territorio, che sta trainando il nostro territorio anche dal punto di vista economico, sicuramente importantissimo. Però dobbiamo integrare e mettere assieme i prodotti minori, dove sicuramente sono importanti non solo perché sono apprezzati dai nostri turisti, ma servono anche perché restino delle attività nel territorio, soprattutto stalle e quant'altro, perché portano alla pulizia del territorio, portano alla manutenzione del territorio e quindi fanno sinergia con il Prosecco e insieme riusciamo a mostrare un territorio bellissimo, importante e visitabile dai turisti. Ecco, e numerose sono state le iniziative di GAL Alta Marca in merito. Ecco, ricordavo prima che abbiamo messo a disposizione 345.000 euro proprio sulla filiera del cibo per promuovere i prodotti del nostro territorio attraverso importanti iniziative, e sono nati da questi 345.000 quattro progetti nel territorio. Uno è gestito dal Lattiero Caseario del Veneto, che fa una promozione dei prodotti delle terre del Grappa, delle montagne, dei lattiero caseari e quant'altro. Uno è gestito dall'Agricombay per promuovere la castagnicoltura, quindi ci sarà anche un recupero degli appezzamenti di bosco per impiantare il castagno. Uno viene gestito dalla Coldiretti per fare uno studio sul prodotto principe, io chiamo prodotto principe anche questo, che è la nostra tipica soppressa veneta, ma soprattutto dell'alta marca, e uno gestito direttamente dal distretto del cibo Treviso, che riguarda due iniziative importanti. Uno in collaborazione con il consorzio di OCG Emiliano Valdobbiadene, dove sarà rimpiantato un vigneto sperimentale per la conservazione dei prodotti tipici e dei prodotti cultivar antichi, tipo il Perera, il Verdiso, il Bianchetta, perché non vengano perse queste coltivazioni, e sarà poi oggetto anche di visitazione da parte dei turisti. Tra l'altro viene messo proprio dietro dove c'è la sede del consorzio di OCG, per cui è visitabile in un posto bellissimo. Un altro importantissimo progetto riguarda invece la viti non vinifera, che verrà messo giù in zona Sernalia, un vitigno che si chiama orto botanico, non è un vitigno perché proprio non si può produrre vino, ma si produce frutta in questo caso. Queste viti non vinifere vengono rimpiantate, seguite da alcune aziende locali, e i prodotti verranno poi sperimentati dall'Istituto Beltrame, l'alberghiero di Vittorio Veneto, proprio per produrre confetture e succhi di frutta. Questi sono progetti importantissimi che daranno poi una grande visibilità nel territorio, ma anche la possibilità di avere dei nuovi prodotti. Grazie. Prego. Grazie.